Prevista fra qualche giorno la cabina di regia presieduta da Mario Draghi sulla delicata vicenda del Green Pass, che dovrà produrre un nuovo decreto lasciapassare allargato ed ancora più stringente. In questo clima dovrà essere il capo del governo a trovare una mediazione tra le diverse e distinte forze politiche che compongono la maggioranza. Il Green Pass allargato con il ciclo completo di vaccinazione dovrebbe partire i primi di agosto, anche per evitare cambi di colore delle regioni e mantenere l'Italia colorata di bianco fino a metà mese. Il certificato verde potrebbe essere obbligatorio anche per i ristoranti al chiuso, mentre è già stato deciso per stadi, piscine, palestre, concerti e tutte le attività collettive. Intanto il contagio sembra crescere giorno dopo giorno nel paese, anche a causa delle nuove varianti che iniziano a destare preoccupazione, mentre le regioni si organizzano per tamponare turisti e visitatori in arrivo negli aeroporti e porti e gestire la difficile stagione turistica. Sul fronte dei vaccini, tra sabato e domenica sono state fatte oltre 500.000 prime dosi, un numero che dà il senso del rallentamento su certe fasce per una campagna che prosegue grazie alle seconde dosi, con dati che toccano i 4 milioni di somministrazioni a settimana. La politica è ancora divisa, i principali partner della maggioranza hanno visioni distanti su vaccini e utilizzo del certificato verde, in un panorama che vede i contagi e il tasso di positività crescere con la variante Delta del coronavirus, anche se le terapie intensive e reparti ordinari non sembrano in questa fase preoccupare.